Assume sempre più l'aspetto di una mobilitazione a 360 gradi, quella che si è messa in moto dopo l'annuncio di chiusura dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala. 600 posti di lavoro più almeno un altro centinaio di indotti a fortissimo rischio dopo la decisione della multinazionale svizzera Ronald di delocalizzare la produzione in Polonia. La chiusura del più grande sito produttivo della città metropolitana di Venezia dopo Fincantieri avrebbe un impatto sociale fortissimo nell'intera zona. La questione è stata sollevata anche dalla deputata veneziana di Italia Viva Sara Moretto nel question time in Commissione Lavoro della Camera. Questa decisione coglie tutti di sorpresa e soprattutto non ha una motivazione comprovata e strategica. Il tavolo di venerdì al Mise è quindi assolutamente fondamentale per riuscire a fare un passo avanti di vero approfondimento con la proprietà sul futuro dello stabilimento. Più o meno contemporaneamente nel question time della Camera dei Deputati, la sottosegretaria Tiziana Nisini annunciava che è pronto un decreto per impedire delocalizzazioni selvagge, il cui esame è stato sospeso per consentire l'approvazione della legge di bilancio. Nisini rispondeva ad un'interrogazione sul caso Speedline presentata dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Nel frattempo si muove anche il mondo religioso. Il patriarca di Venezia e presidente della Conferenza Episcopale Triveneto Francesco Moraglia e i vescovi Michele Tomasi di Treviso, Claudio Cipolla di Padova, Adriano Tessarollo e Giampaolo Dianin di Chioggia hanno risposto alla richiesta di FIM CISL e FIOM CGIL garantendo sostegno e partecipazione alla giornata di sensibilizzazione indetta per domenica a favore della Speedline. I vescovi parteciperanno alla manifestazione celebrando la Santa Messa a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala. La messa sarà presieduta da Monsignor Michele Tomasi in qualità di vescovo delegato della Conferenza Episcopale Triveneto per la pastorale sociale del lavoro.